Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisti e benvenuti qui dal Comunale Pino Puglisi di Montelepre. Benvenuti alla gara valida per la quinta giornata del campionato di promozione tra Atletico Partinico e Gemini. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Riprende comunque palla Atletico, pallone per Messina che prova al volo direttamente. Ha provato così il numero 11. Qua la corsa invece di Colley che può andare ancora il numero 3. Entra in aria. Poi aspetta l'arrivo, può andare Obuso con i suoi tentacoli, poi alla fine prova Colley. Ancora Licata, entra in area di rigore il 21, Licata aspetta, va con sinistra a giro. Colley che però comunque ritorna sul pallone, Becca in aria, ancora per Marrone, deviazione. La palla arriva, semplice. Diouf Jankobo si propone anche Muratore larga destra, Licata si accentra, pallone al centro dove c'è Colley, Diouf, un miracolo. Ora oltre a questo pallone è buono sempre per il Gemini, pallone messo al centro, c'è Licata, il pallone al centro, a vuoto Miceli, c'è il controllo, il tiro rovesciata. Aveva provato Cannavò, i primi palloni, ancora Landa, tutto buono, difesa in tilt del Gemini, rientra perfettamente Antona. Adesso va Cannavò, Demiere in due tempi, contropiede Atletico Partinico con Ciacio, si propone anche Anselmo che salta il difensore e poi colpisce il palo, dando l'energia che non gli manca e se non è entrato. Poi Miceli proprio per Ciacio, può andare lui, mette il pallone a rimorchio, controlla Landa, aspetta Cannavò sulla linea, ma il pallone è entrato. Cannavò, l'Atletico è avanti all'85esimo, la rete dell'1-0. Cross arriva al centro, anticipato pure Demiere, poi il tiro e il pareggio all'ultimo. Che gol, signori! Il Gemini pareggia all'ultimo secondo disponibile. Super Becca trova il pareggio.